Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Così l'assessore al lavoro Elena Donazzana interviene a seguito delle numerose richieste di cittadini in difficoltà per la mancata erogazione della cassa integrazione, lungaggini che derivano dall'adozione di uno strumento sbagliato con un meccanismo contorto che va a penalizzare i lavoratori. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa, l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga. E alla fine sono passati almeno 2 mesi, 60 giorni senza busta paga per i dipendenti. Inaccettabile. Per questo i presidenti di regione hanno fatto una proposta al governo. Che si semplifichino le procedure, che aziende e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell'INPS,